Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo! Torniamo sulla vicenda dell'Istituto Fermi. Il presidente della provincia Iacucci risponde alla CGIL e dice nessuna speculazione edilizia. Intanto si cerca una soluzione per gli studenti che potrebbero essere trasferiti nella sede che ospita l'Istituto per Geometri Quasimodo. Docenti e studenti del Geometra però esprimono perplessità. Vediamo. La provincia di Cosenza cerca una soluzione per il liceo Fermi. L'ipotesi è lo spostamento del triennio nel plesso dell'Istituto per Geometri Quasimodo. Iacucci ha partecipato al Consiglio d'Istituto del Fermi, ma prima la risposta alla CGIL. Sul suolo del Fermi non saranno fatte speculazioni edilizie. Ci sarà demolito e ricostruito il liceo Fermi. Quindi si mettessero l'animo in pace, che su questa cosa io sono un militante della CGIL da 40 anni, sono fuori strada, insomma, no? Hanno ascoltato i pettegolezzi e non le cose concrete e le cose documentate. Tornando al Consiglio d'Istituto del Fermi, alla riunione ha partecipato anche una delegazione del Quasimodo. Docenti, studenti e genitori esprimono perplessità sulla soluzione prospettata. Siamo venuti a chiedere un dialogo con l'amministrazione provinciale per vedere se la proiezione futura di un eventuale trasferimento intanto è fondata e lì dove mai lo fosse capire un attimo se quella che sarà la destinazione finale è una destinazione consona e conforme alle esigenze dei nostri ragazzi e della didattica e delle azioni che noi facciamo per aiutarli nella crescita e nella formazione. I ragazzi del Fermi dunque si ritroveranno tutti nel medesimo plesso, mentre quelli del Quasimodo andranno in un altro immobile poco distante da quello attuale. La provincia si è impegnata a garantire lo standard qualitativo delle due scuole. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo!